Ciao! Comincia una nuova avventura. Ho scoperto un piccolo lago, piccolo, grande, medio, non lo so neanche io, nelle nostre vicinanze, a circa un'ora e 20 da casa nostra, e si chiama Lago di Corlo, è nel Bellunese. È un lago artificiale, in mezzo alle montagne, carino. Ci sono dei sentieri intorno praticamente. Noi dobbiamo prendere quello da 12 km che dovrebbe passare un paio di ponti. Vediamo cosa troviamo di carino, vi porto con me. Ah sì, oggi è anche primo giorno senza mascherine, così ci sentiamo più liberi finalmente. Noi faremo questo anello qua. Ci hanno detto di andare fino al cimitero, che dopo da lì dovrebbero esserci delle indicazioni per il sentiero che vogliamo fare noi. C'è già parecchia gente e anche tanti sono diretti verso di là, perciò dovrebbe essere la strada giusta. Ma dopo si fa tutto il giro, giusto? Si può fare tutto il giro da quello che ho capito? Sì. 12 km dovrebbe essere. Sì, era qua. Sì. Il percorso quello rosso del Rio Lago. Infatti io non vedo con gli occhiali. Sì. Bene. Eccoci qua al primo ponte. Questo è il primo ponte. Bello. Una barca. Bello. Alla fine abbiamo preso un sentiero dall'altra parte. Dicono che questo qua è quello da 12 km, però non vedremo la diga, quella che volevo vedere io. Comunque adesso siamo sopra il lago. È un bel sentiero tranquillo, pulito, in mezzo al bosco e alla montagna. Molto bello, rilassante. Quindi stiamo facendo la salita. C'è anche la terra. Siamo ancora in salita. Praticamente adesso dobbiamo trovare un bivio dove ci indica due vie, una azzurra che prenderemo noi e l'altra che arriverà a 1300 metri di altitudine. Non mi ricordo la cima come si chiama. Comunque è bello. Arrivati al bivio. Allora, Carazzagno è lassù ed è troppo impegnativo per noi che abbiamo con noi bambini. Noi ce ne andremo lungo il lago, che sarebbe azzurro come scritto qua. E adesso in teoria dovrebbe essere tutto in discesa. Eccolo qua, sentiero azzurro. Si va. Nini che tira per andare vicino ai bambini. Ecco, proprio come pensavo, questo sentiero è molto più tranquillo, anzi questa parte del sentiero è molto più tranquilla, tutta pianeggiante e quel poco, insomma, il resto è in discesa, diciamo. Ecco la vista lago anche. I resti di una casa forse. Dopo dobbiamo andare dall'altra parte praticamente. Il sentiero prosegue tutto intorno
Da quella parte dovrebbe essere tutto basso, verde, molto carino, anche per riposarsi. Ecco qua la cascata. Bello. E va su, alto. Bellissimo. Acqua pulita. E di nuovo stiamo andando in salita. Bellissimi profumi, ombra, visto lago a sprazzi tra gli alberi, tanta gente. Buongiorno. Buongiorno. Tutti molto gentili e rilassati, tranquilli. Una antana mi dicono che si chiama sta roba qua, per i cacciatori. Eccolo, punto relax. Noi ci siamo fermati 100 metri prima, 2 curve prima. Una vecchia casa, mamma mia, dove l'hanno costruita? Principale. Guardate che vista. Un'altra piccola cascata, ragazzi. Facciamo bagno. Buongiorno. Andiamo a vedere là. Bellissimo. Buongiorno. Guardate che bello, ragazzi. Wow. Qua siamo quasi scesi giù. C'è fiume Cismon, il principale affluente del lago Corlo. Qua c'è un'altra cascata fantastica, bella. Su. Bellissimo. Adesso siamo circa a metà percorso, abbiamo fatto quei monti là sopra. Adesso qua praticamente per passare il ponte bisogna fare un po' la strada asfaltata. Passiamo il ponte e in teoria dall'altra parte troveremo il sentiero di fianco al lago proprio. Questa diciamo è la parte un po'
sì, non ci sono tante macchine, però insomma non mi fa piacere andare sulla strada con i bambini. Qua invece ci sono spazi per picnic, vedo che fanno anche le grigliate, lago subito sotto e stiamo arrivando al ponte. E qui dovrebbe esserci il paese che è stato, diciamo, sommerso dall'acqua quando hanno costruito la diga. Non so se si vedono le mura in fondo là, dietro gli alberi praticamente. Eccoci alle mura. Qua si vedono bene. Una parte del paese sommerso. Adesso dopo circa 7 sulla strada asfaltata dovrebbe continuare quella lungo il lago Sterata. Questa è anche la centrale Enel potete prendere come riferimento. Da qua lungo il lago si torna indietro come paese Rocca, dove abbiamo prenotato praticamente per il giro completo. Dicono che dovrebbe essere 12 km all'incirca. Comunque il sentiero trovate dei segnali qua l'anello del lago che dovete fare. Diciamo che non è però palude più che lago, però poi in certi punti troverete questi simboli qua che vi indicano praticamente il percorso giusto, insomma, quando vi trovate a certi incroci. Dopo la breve parte lungo la statale si arriva al segnale qua, il percorso lungo il lago. Adesso andiamo verso il lago, verso l'interno, dovrebbe essere da qua un po' più carino, insomma. Questa parte vicino alla strada e lungo le strade sopra soltanto non sono molto belle, però questa strada è tutto quanto bisognava passare anche per lì. Da questa parte invece il lago si presenta così. Carino, no? Pensavamo di bere caffè, invece è chiuso. E invece ci sono un sacco di persone. E qui invece siamo nel primo paesino vero abitato. In questo punto invece passate completamente attraverso il paese. E come vedete siamo tornati sul sentiero lungo il lago. Tante persone che si divertono. Ci siamo fermati in un posto molto bello. C'è un bar, tanto spazio sull'erba. Adesso mangiamo qualcosa.
Comunque bella vista, no? In teoria siamo vicini anche alla macchina. Là in fondo si vede il ponte dove abbiamo iniziato. Ci riposiamo, poi andiamo verso la macchina. Questo invece è spazio riservato ai clienti dell'albergo. Abbiamo bevuto un caffè, perciò ci godiamo un po' il momento. Ciao Lana! Com'è? Andiamo verso la macchina. Temporale in arrivo. Comincia a piovere. Tutti che raccolgono le proprie cose. Video lunghetto, però spero piacevole e utile. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.